non mi introduco in maniera rigore curta. Ho sempre stati a 5 incontri di queste trilogie tra due maiori nostri, calciere che ciclo di appuntamenti su 3 elementi caratteristici del credo di Aquile tramandato da Fini. Uere le caratteristiche di sesso adinferos. Se 4 volte, proprio una parola donde strette, si può dire, la risoluzione di queste chiare, come il riscatto dall'individuo, perché ovviamente senza riscatto delle stesse storie, delle stesse passate, anzi, delle vite, dell'umanità. A titolo di cronache, che stiamo qui, mi stava a curi, o in tema inglese di Vilegnove, o in tal soffitti, dove i riquadri vuois che era da Taramot, che era in questa vuois. E tanti news che di Pasqua vi inaugurato proprio anche la discesa di Inferi. Perché che un tema che fosse anche nestri, abbastanza caratteristico prato, mette iconografie nostrane. Voi ho vinto questo tema che sarà il dottor Stefano De Feo, che come l'opere sta concludendo il dottorato all'Università di Berna. Lui era già stato in questi posti, così di fulane, dal 2019. No? Con le conferenze tutto è lecito, il radicalismo evangelico dei Corinzi di fronte alla morale religiosa di Paolo, che è il titolo che ho trattato, che voterà con noi, quindi a lei un dei mestri. E quindi anche voi, il piacere di vedere la scuola Pileiensis, che tra l'altro chi ha portato anche queste volte dai CD, se vogliono voi per portare a casa di comprare disco di queste vere musiche nostrane, che nos propone anche voi delle melodie delle liturgie Pileiese. Mi limito a ringraziare il dottor Stefano De Feo per la sua disponibilità e per le conoscenze che nos trasmetterà, perché ricerca di culture che può trasmetterci. Naturalmente grazie anche al professor Gabriele Pellizzari dell'Università dei Studi di Milano per l'opportunità che ci ha dato lui e i suoi studenti. Lui il 16 di marzo, Irene, nel Barbotti il 21 di aprile e lui il dottor Stefano. Grazie alla scuola Pileiensis, grazie all'Università di Udine che ci ospita. E a questo proposito, Plasares, che tra l'Università di Udine, ovvero dal Friuli, se si corre dire, e l'Università dei Studi di Milano, nel senso come una sinergia di studi, di ricerche, di scoperte sul mondo così poco conosciuto e per non sentire dismentearsi con le ecclesie antiche di Aquilea, che sa la corre anche montanza di Inus. Lui ha imparato anche in questi incontri, che sono tante cose che non lo conosciamo. Io ringrazio l'Arle che nos aiuta un frego a portare in avanti queste iniziative. Grazie di voi come state per la partecipazione, anche che è stata svolte, un lavoro numeroso, che l'argomento all'interesse. Passo le parole al Presidente Arle, solo un saluto, Ero Sisilino, che lo ringrazio. Mangiaducci, dunque ho un saluto, una buona cura, grazie per il Romano e ringrazio anche per la grande disponibilità del professor Peritari, De Feo, ma anche per Botti che mi ha avuto il piacere di sentire a Benson. Che tia sono 3 madonni che non si aiutano che 3 avvenimenti, perché i momenti di riflessione, di conoscenza, che non si aiutano i momenti a tornare in peace, che l'Eglise, che in realtà fa parte del nostro DNA, anche diventa che i momenti di riflessione non vengono di pensare ai passi che sono stati nel passato, ma bensì di passi che sono scritti dal nostro comportamento, dalla nostra cultura, dal nostro mondo di sé, di ogni giornata di Varese, no? E quindi la possibilità di capire al di più di non furlangs. E vince necessità di avere la conoscenza della nostra identità, che è un'identità non ecclesiastica, ma è un'identità che profitta, che ha dentro tutta una serie di elementi che vengono riguardati perché
momenti di conoscenza, di ricerca e di divulgazione. Andai anche una parte sentimentale che fa piacere pensare quando si pensa alla Glise Furlani. Ieri è tornato a lei un articolo di Tarcisio Venuti su San Atanasi, no? Vescovo di Alessandria di Egitto, dopo il culto è andato in su, è venuto in su finché di noi, è andato poi in davanti, no? E lui in realtà diceva una roba che forse si adatta poi di ogni altra Glise Furlani, no? Aveva scritto un sottotitolo di brutto, no? La Glise chiase di Duci, no? E come che l'ha detto pre-romano un momento fa, grazie a tutti i partecipanti alle proprie perché la Glise ha che necessità, aveva la possibilità di dare buon accetto a tutti. Farsi conoscere di tutti, per un momento di ricetta per tutti che in quei momenti della vita che passiamo, ognuno di noi, insomma, può avere un alto di significativo, un momento, un tetto dove chiatarsi tutti insieme. E qua la maniera migliore di chiatarsi tutti insieme è la nostra Chiesa, che non è differente magari di che romano, però ha le nostre particolarità. È una Chiesa che sicuramente ha una sentimentalità forse più pura alle origini, no? Quindi con tutto questo percorso che arriva dalla Chiara Santa al Vassò attraverso Alessandria di Egitto con questo rito giudaico che sicuramente ha fatto parte, come bisogna dire, dalla nostra cultura, dalla nostra identità e dalla nostra intima anima. Ecco. Ringrazio i tre presenti, no, perché vi ho qualche dunque, no, che si è dato di fatto al team per divulgare questi concessi. Già Silvi Navaria, Silvi di Mere Violin, ma io sono tutti i professori Vianello e Pressaco, che sono qui con noi e che al pari dei professori che proietteranno questi argomenti qui dal mondo futuro, insomma, per la possibilità di arrivare, perché il professor De Feo appunto avrà la possibilità di dare un suo contributo anche magari in futuro, così come che guardate il professor Pellizzari, ecco, non si fa piacere di vedere questo collegamento tra un resime passato ma anche un futuro che io auguro veramente alla Chiesa Furlana, ma soprattutto a un'identità di un popolo che ha radici così forti, di essere così puri e che ha bisogno di conoscere se stessi. E grazie anche alla scuola Iesi che nos accompagna sempre eccellentemente da chi studiato e che ha la capacità di rendere questo percorso più liceo, ma sicuramente più profondo anche per la conoscenza di tematiche, sicuramente le altre sarcologi, davanti a dentro che i coro sarebbe un'importanza a quell'era che avanti studiati, avanti conosciuti, forse che mi augurei partecipare. Grazie Silvia Furlani e un buon momento di riflessione a tutti. Della parola. Inizierò con una espressione che dovrebbe generare. Mi sentite? No. No. Doppio. Come sento così. Ora mi sentite? No, non mi sentite. Meglio così? Sì, sono timido, vedete anche che ho questo fisico gracile per cui mi nascondo un po' spaventato. Allora inizierò con un'espressione che di solito fa paura, sarò breve, ma questa volta cercherò di essere breve davvero e mi tengo giusto due cose molto veloci da dire, da condividere con voi. La prima è un riassunto, se vogliamo, dell'itinerario che abbiamo fatto. Perché ci siamo incontrati per 3 volte in quest'ora
dire che Iglesias Furlane ama per i suoi incontri e che ricorda la passione di nostro Signore quando si fece buio su tutta la terra alle 3 del pomeriggio per 3 volte, per parlare di 3 argomenti francamente molto puntuali. Sono 3 paradigmi religiosi che ricaviamo da un simbolo di fede commentato alla fine del IV, inizio V secolo. E certamente da un punto di vista storico-critico questi elementi sono molto importanti, ma valevano questo investimento di tempo. È già stato detto poco tempo fa che la ragione del nostro incontrarsi è duplice. È stato ed è duplice. Per un verso indubbiamente c'è l'approfondire questi elementi che sono il primo documento positivamente annunciato dalle fonti di un'identità specifica di Aquileia. Aquileia era stata una città, una metropoli fondamentale della Repubblica e dell'impero, ma iniziava a esprimere qualcosa di assolutamente unico nella storia antica attraverso il credo cristiano che qui veniva professato, che qui veniva rivendicato. E quando Rufino commenta il credo della Chiesa di Aquileia, esplicitamente ci dice che in tutto era simile agli altri, ma per 3 cose era unico nel panorama del mondo antico. Rufino se ne intendeva perché il mondo antico lo aveva girato, quindi conosceva le tradizioni d'Occidente e d'Oriente. Ma ancora quest'unicità che noi documentiamo dal fine IV, inizio V secolo, ma che certamente ci rimanda a una tradizione più antica, valeva questo tempo, valeva questa fatica? C'è indubbiamente la speranza che la storia sappia riferire puntualmente il nostro presente e indirizzare il nostro avvenire. Ma realisticamente la storia richiede di essere valutata, cioè richiede di affrontare la domanda circa la sua fruibilità. Ce ne facciamo ancora qualcosa di questa storia? E questa è stata la domanda che ci ha sempre accompagnati. Se essere aquileiesi innanzitutto significa riconoscersi in quei 3 caratteri specifici, la domanda che abbiamo posto a quei caratteri è: hanno ancora vita? Hanno ancora qualcosa da dire? O sono come un alimento che ormai è stato consumato, che ormai non ha più niente da dare, nulla da nutrire? E quello che è emerso, almeno dai primi 2 incontri, almeno così a me pare, è che questa storia sia tutt'altro che esaurita, sia una storia tutt'altro che priva di una capacità di vita e di interlocuzione col presente. Nella sua aspettativa, nella sua rivendicazione di idee importanti, di idee forti, in un tempo che frequenta il pensiero debole, nella sua capacità di rivendicare l'importanza nella nostra identità del nostro corpo, non un corpo ideale, non un corpo rispetto al quale siamo tutti manchevoli, ma un corpo segnato dalla nostra storia, segnato dalla nostra vicenda, che ci identifica. Pensate, un pensiero che porta pace con i nostri limiti corporali, non un pensiero che ci dice noi siamo un valore imprigionato in una scatola da buttare via, ma anzi. E quest'oggi il terzo tema, lo vedremo, riguarda la storia. Il posto della storia nel presente, il posto della storia nella fantasia dell'avvenire. Ne possiamo fare a meno? Si può pensare al futuro? Si può costruire un futuro senza la storia? O si rischia di essere vittima del futuro? Molte volte nel nostro tempo succede questa cosa particolare, per cui
noi siamo l'anticipazione di qualcosa che verrà, quasi come se non contasse niente il nostro tempo, la nostra vita, i nostri equilibri, ma quello che succederà domani, dopodomani, fra un mese, fra un anno. Siamo vittima di una serie di profezie che non si avverano poi mai, peraltro questo è divertente perché il tempo è molto più fantasioso della nostra capacità di profetare. E d'altra parte, come dire, in un certo senso, da questo punto di vista siamo un po' vittime del futuro. Il peso della storia in questa aspettativa è fondamentale e Aquileia, come vedremo, questo terzo paradigma aquileiese, con la rivendicazione di una storia che va salvata, che deve essere salvata, offre molta materia per riflettere, innanzitutto oggi, ma direi ancora di più domani. E così trovo anche molto significativo l'itinerario dei luoghi che è stato scelto. Abbiamo iniziato il nostro percorso ad Aquileia, non solo simbolicamente, è da lì che si parte. E non solo per la straordinarietà dei resti archeologici, ma per la storia che lì ha avuto il suo centro. E abbiamo parlato di risurrezione dei corpi in una città che è un corpo politico risuscitato, Venzone, letteralmente ridestato. Irene Barbotti ha richiamato la nostra attenzione proprio su questo tema. Come Venzone, come le pietre di Venzone sono state ricomposte, rimesse insieme e ripopolate di vita, così nella grande visione di Ezechiele delle ossa aride queste ossa si aggregavano e ritornavano vive. E Venzone è la prova che anche i corpi risuscitano, ed è una prova che l'ingegno umano ha voluto dare alla storia. E quest'oggi siamo qui a parlare di storia all'Università del Friuli, l'Università di Udine, che è stata, non dimentichiamolo, l'oggetto di una rivendicazione profonda, intensa, per dotare il Friuli di un luogo che sapesse custodire la memoria di sé, che sapesse dare valore e condividere il valore dell'identità che vive e pulsa attorno a questo luogo. Ed è bello che qui, oggi, si concluda questo itinerario parlando di storia, parlando di una storia da far risorgere. E aggiungo un ultimo elemento, perché tra i tanti attori che sono stati ringraziati ne resta uno che secondo me è fondamentale. È un mezzo pomeriggio, sono le 4:03, ho già parlato 4 minuti più di quello che speravo, quindi quando uno dice sarò breve temete sempre che stia mentendo. E tuttavia siamo qui in una 60ina di persone, per un tema che raffigura un dettaglio di un simbolo di fede del IV secolo. Questa è la prova della vitalità di questi argomenti, ma è anche la prova di una militanza che sussiste, che esprime una voce e che cerca ascolto. Un ascolto che deve giungere a un certo punto, perché questo patrimonio è vivo e rappresenta un elemento da considerare nell'organizzazione, nel governo del futuro di questa comunità. E questo è un dato. Pensare al futuro del Friuli, tralasciando questo elemento, significa comunque impostare un progetto con una variabile trascurata o peggio ancora fraintesa. E questo elemento va tenuto presente, perché nei 2 incontri precedenti l'affluenza è stata simile o addirittura superiore, come nemmeno noi ci aspettavamo. E c'è stato il concorso vostro, c'è stato il concorso di chi ha organizzato, della scuola Aquileiensis, che è qui a tenere viva interamente la memoria della tradizione aquileiese, il concorso del Messaggero Veneto, il concorso di una rete di voci che forse sarebbe necessario considerare aggregate, alle quali reputo sarebbe anche doveroso prestare ascolto. Ma l'altro elemento, l'altro dato che è mio piacere condividere con voi è
qualche informazione sul relatore di quest'oggi, che io conosco da quando era più giovane di così, non più piccolo di così, perché lo vedete è un giunco, ma che si è formato di fatto sotto la direzione di Remo Caciti. Io sono stato il prestanome delle sue tesi, ma lui ha lavorato principalmente con Remo Caciti, che sono molto lieto di richiamare ancora una volta. Incidentalmente Remo non è mai stato invitato a parlare presso questo Ateneo, e è un inciso che gronda sangue, ma che amo riferire perché certo sangue è sacro e va ricordato. È stato allievo di Remo Caciti. Con Remo Caciti ha pubblicato un'introduzione alla storia del cristianesimo di Ernesto Buonaiuti. Ha vinto con le sue sole forze, perché io non sono noto e non conosco nessuno a Berna, e così anche Remo, un dottorato molto prestigioso. È stato subito immesso in un progetto di ricerca e, senza aver ancora discusso la tesi di dottorato, che però ho consegnato con grande stupore di molti, ha già vinto un posto di ricerca che gli è stato preservato. Diciamo che in un'epoca in cui si cerca di disfarsi dei giovani talenti, qui ne abbiamo uno che è stato trattenuto prima ancora di aver finito il suo percorso, interamente, formalmente, naturalmente, il suo percorso formativo. Come ho già detto l'ultima volta, volentieri ripeto ancora una volta che alla sua età accademica io non avevo la metà dei suoi successi, quindi, come dire, fa piacere osservare che quando c'è del valore questo trova spazio. E vi ringrazio dell'attenzione, mi tolgo da qui per non sembrare il Dio Padre invisibile e impassibile che giudica dall'alto, e vengo tra voi e vi ringrazio, ci vediamo per il dibattito. Salve Festa Dies, che è un inno responsoriale scritto da Venanzio Fortunato di Ceneda. Siamo agli inizi del VII secolo e quindi questo è uno dei brani liturgici più antichi che ci sia pervenuto. Nella liturgia aquileiese questo veniva cantato in 3 momenti forti dell'anno liturgico, cioè a Pasqua, a Pentecoste e all'Ascensione. E come si conviene naturalmente a Venanzio, il testo è una lirica altissima che racconta della grandezza di tutta la creazione di Dio e della resurrezione del suo Figlio. Salve festa dies toto venerabilis ego, qua Deus infernum dicit et astrate, ecce nascentis testatur gratia mundi, omnia cum Domino dona elisse suo, legibus inferni oppressis supera strameante, laudant vite Deum lux bonus arma fredum. Salve festa dies toto venerabilis ego, qua Deus infernum dicit et astrate, qui crucifixus erat Deus ecce per omnia regna, damque creatori cum creata preces, novitas anni mensium decus alma dierum, orarum splendor scrum
intanto si sente? Sì, grazie. Io purtroppo non posso nemmeno promettervi la brevità che Gabriele rivendicava, e anch'io devo almeno così incidentalmente dare spazio a qualche ringraziamento. Innanzitutto ci tengo a ringraziare molto Friulania per la fiducia dimostratami nell'invitarmi qui oggi a parlare, fiducia che spero di non deludere, e la scuola Aquileiensis per la loro collaborazione per l'esecuzione dei brani che abbiamo già avuto l'occasione di ascoltare e che ascolteremo nel proseguio. Infine ci tengo molto a ringraziare Gabriele Pellizzari sia per la sua generosa presentazione, sia perché certamente non sarei qui oggi se non fosse stato per il suo ruolo di, permettetemi un parolone, mistagogo de rebus Aquileiensibus. È per me una grande emozione poter parlare qui oggi, e sia la sede sia soprattutto il tema della relazione non può che farmi pensare a Remo Cacitti, con il quale ho avuto l'occasione di trascorrere alcuni tra i momenti più significativi della mia formazione professionale, ma non di meno umana. Una delle tappe fondamentali che, come ha già detto la mia collega Irene Barbotti nell'incontro precedente, rappresenta una sorta di conditio sine qua non per tutti gli studenti formatisi alla cattedra di letteratura cristiana antica presso l'Università degli Studi di Milano, era ed è rappresentata dalla conoscenza, almeno in una certa misura, del cristianesimo aquileiese delle origini, dei suoi tratti caratteristici che permettono di arricchire sia dal punto di vista strettamente scientifico lo studio delle origini cristiane tout court, sia dal punto di vista culturale ci permettono di riflettere sul presente con uno sguardo aperto al futuro. Come vedremo oggi, indispensabile in questa operazione di progettazione è proprio il riconoscimento non tanto del passato, inteso come un'indifferente e neutra successione di accadimenti, ma piuttosto il riconoscimento del nostro passato, inteso come quegli eventi, e quindi non meri accadimenti, che costituiscono il senso più profondo delle nostre capacità di agire e di ideare nuovi scenari. Come ha già generosamente detto Gabriele, i miei principali sforzi di ricerca si incentrano sui primi secoli del fenomeno cristiano. L'obiettivo della mia tesi di dottorato è stato quello di studiare con un taglio comparativo, quindi in connessione in particolare alla filosofia greca, l'escatologia protocristiana. Dunque, anche se il tema del descensus nello specifico non sta al centro delle mie ricerche, spero comunque che il mio interesse per l'escatologia protocristiana e in particolare per le sue differenze rispetto al pensiero filosofico greco possano essere utili all'incontro di oggi. Senza pretendere di offrire un'analisi dettagliata di questo motivo teologico nella storia del cristianesimo antico, ambirei più modestamente, seguendo la traiettoria tracciata dagli studi già di Guglielmo Biasutti, a presentare nella maniera più semplice possibile alcune riflessioni sull'importanza di riconoscere il tema del descensus come uno dei tre caratteri che permettono di individuare un proprio del cristianesimo aquileiese, sintetizzati nel credo o simbolo di fede della Chiesa aquileiese. Il credo di Aquileia, peraltro, viene subito presentato da Rufino nella sua spiegazione del credo che scrisse tra il 400 e il 404 attraverso una rivendicazione della sua antichità. Rufino infatti dice tragunt maiores nostri, cioè tramandano, trasmettono i nostri avi. Ciò che distingueva il credo aquileiese da quello romano erano proprio i tre caratteri specifici che hanno rappresentato ciascuno l'oggetto di uno dei tre incontri di questo ciclo. L'invisibilità e l'impassibilità del Padre, di cui ha parlato Gabriele Pellizzari nella sala consiliare di Aquileia, l'annuncio della risurrezione di questa carne, laddove invece il credo della Chiesa di Roma prevedeva il ben più generico annuncio di una risurrezione della carne, di cui ha parlato la mia collega Irene Barbotti, e il descensus ad infera, la discesa di Cristo agli inferi dopo la morte in croce, di cui parlerò oggi. Significativamente, come vedremo, questi caratteri specifici del cristianesimo aquileiese vanno ricondotti alla matrice giudaica di questa forma di cristianesimo. Tale elemento, quindi, conferma, almeno indirettamente, la rivendicazione da parte di Rufino dell'antichità delle tradizioni custodite dalla Chiesa di Aquileia. Come già importanti studiosi friulani del calibro di Guglielmo Biasutti, già citato, Gilberto Pressacco, Renato Iacumin e Remo Cacitti, solo per citarne alcuni,
Il cristianesimo che giunse ad Aquileia fu dunque un cristianesimo che, per via della sua forte matrice giudeo-cristiana, possiamo considerare più prossimo all'insegnamento di Gesù e perciò conservativo di caratteri arcaici. La cosiddetta ellenizzazione del cristianesimo, ossia il dialogo sempre più fitto con le tradizioni filosofiche greche, è un fenomeno infatti che si è protratto nel corso di un tempo relativamente lungo, oltre 3 secoli, e, come sapete e come suggerisce il nome stesso di ellenizzazione, tale fenomeno si è affermato proprio a discapito degli elementi più specificamente giudaici. Già lo psicanalista Jung, all'inizio del Novecento, riflettendo sulla tortuosa definizione del dogma e soprattutto degli articoli che lo compongono, riconosceva in questo processo non solo un fenomeno storico interno alla tradizione cristiana, ma una tappa fondamentale nella costituzione del nostro stesso inconscio collettivo e dunque della nostra peculiare visione del mondo. L'inserimento di questo vero e proprio teologumeno giudaico all'interno del credo di Aquileia permette perciò di riflettere più da vicino sulle oggi tanto decantate radici giudaico-cristiane dell'Occidente. Tale riflessione però, se condotta con cuore libero e sguardo puro, non potrà che condurci a problematizzare un'acquisizione spesso acritica di questa nostra stessa tradizione. Innanzitutto, e molto banalmente, dobbiamo chiederci a che cosa facciamo riferimento quando impieghiamo l'espressione descensus ad infera. Di per sé, descensus ad infera è una locuzione latina che letteralmente significa discesa agli inferi. Come sapete, il tema della discesa agli inferi di individui straordinari si trova impiegato in maniera diffusa nel mondo classico. Le discese agli inferi sono spesso rappresentate come viaggi avventurosi intrapresi da eroi, semidei o figure mitiche, con lo scopo di raggiungere il regno dei morti per vari motivi, come il recupero di una persona amata, si pensi per esempio al mito di Orfeo e Euridice, di un oggetto prezioso, o anche per ottenere una qualche forma di conoscenza. Si pensi a Ulisse che nell'Odissea va negli inferi per incontrare Tiresia e ottenere dei consigli su come tornare a Itaca. Il tema del descensus quindi era così noto che il commediografo Aristofane lo sfrutta in chiave comica nelle sue Rane. Egli mette in scena un viaggio agli inferi intrapreso da Dioniso e dal suo servo Sileno, non solo per cercare ispirazione poetica, ma anche per trovare un drammaturgo in grado di salvare la tragedia ateniese dalla decadenza artistica. Il fatto che in tutti questi casi si tratti di un descensus, di una catabasis, cioè di una discesa, dipende molto semplicemente dalla cosmologia antica, che si ritrova ancora nella commedia dantesca, secondo la quale il mondo era diviso in 3 livelli: l'inferno o Tartaro sopra la terra stessa come centro del cosmo e il cielo sopra di essa. Questa triplice scansione rifletteva una visione dell'universo come un'entità organica e gerarchica, dove la sede della deità sovrastava su tutto, l'uomo abitava al centro e gli inferi costituivano il regno dei morti. Rispetto a questa rappresentazione classica, quindi del descensus, la raffigurazione cristiana del descensus Christi ad infera presenta però, tra le altre, 2 differenze fondamentali. La prima differenza è costituita dal fatto che in nessun racconto mitico colui che discende nel regno dei morti ha, per così dire, attraversato la morte sconfiggendola. La seconda differenza, ancora più significativa, riguarda la funzione della discesa di Cristo agli inferi. Quella di Cristo non è una semplice visita al regno dei morti, egli sfida la soglia degli inferi per liberarne i prigionieri. Ancora di più, egli svolge propriamente una funzione di annuncio che ha per fine la salvezza. È dunque peculiare dell'insegnamento cristiano il fatto che l'eroe, cioè in questa tradizione il Messia, dovesse morire per poter andare agli inferi e liberarli. Questo elemento macroscopico non è da sottovalutare perché ci permette di soffermarci su un vero spartiacque nella concezione del divino da parte delle tradizioni bibliche rispetto a quelle filosofiche, greche e ellenistiche.
Il regno che Gesù annunciava, infatti, comporta una salvezza storica e cosmica e non semplicemente la promessa di un'esistenza altra o, per usare categorie del pensiero greco, l'accesso del singolo a una dimensione eterna, situata fuori dal tempo. Certo, tutti questi elementi entrano in campo nella storia del pensiero cristiano, ma la più antica soteriologia ed escatologia, a me pare, rifiutava la netta opposizione tra tempo ed eternità. Uno dei luoghi più significativi in cui la nostra concezione lineare del tempo, di derivazione soprattutto greca, entra in conflitto con una visione differente è il contesto del culto e della celebrazione comunitaria. Contesto quest'ultimo che si caratterizza per la ripetizione di azioni che si collocano in una dimensione temporale altra rispetto al mero scorrere del tempo profano. Si pensi ad esempio alle parole della cena. Attraverso di esse si sta celebrando il memoriale di un evento passato, reso di nuovo efficace nel presente e in grado perciò di anticipare qualcosa che è annunciato per il tempo escatologico, ossia, nella nostra visione, per il futuro. Nel momento del culto il tempo collassa in un punto solo, che paradossalmente è situato fuori dal tempo. Per questa ragione l'elemento cultuale e quello escatologico si intrecciano costantemente, spezzando quindi la nostra lineare concezione del tempo. Da questo punto di vista mi sembra particolarmente significativo ed emozionante ascoltare insieme uno dei più antichi canti pasquali, un'antifona, che, di fatto estraneo al repertorio liturgico romano, presenta un'origine aquileiese. Questo inno, che adesso appunto ascolteremo, grazie alla scuola Aquileiensis, veniva cantato nella grande notte che precedeva la Pasqua proprio per celebrare il teologumeno del Descensus. Come avrete capito, questo inno è il Cum Rex Gloria. Cum Rex Glorie è l'antifona per la grande notte di resurrezione e la si può considerare come uno dei pochissimi brani superstiti propri della liturgia aquileiese. Il testo appunto parla di discesa agli inferi, parla di salvezza universale, che erano capisaldi della teologia aquileiese. Per questa antifona era prevista anche una forma, seppur primitiva, di drammaturgia, cioè il patriarca di Aquileia dall'esterno della basilica percuoteva per 3 volte con il suo pastorale il portale della basilica, simboleggiando così proprio lo stesso Cristo che scende a svellere le porte dell'inferno. Le valve del portale venivano spalancate e dall'interno rispondeva il popolo contento finalmente di essere stato raggiunto da questa salvezza. Cum Rex Gloria. Di che epoca è? Probabilmente attorno, siamo tra il VI e il VII, o possiamo datare attorno al IX, non siamo sicuri.
Clavamus in tenebris, ut educes ad nocte vinculatos de caustris. Nostra vocabant suspiria, Tu factus es spes desperatis, magna consolatione in tormentis. Triumphat Dei Filius, Alleluia, voce superbissimo, resurgenza morte, redenceam sua, natronem feros feride, conjunctum beatissimo, reduxita regna, voliturus erat, petruncum reliquis visitant, tuosque credulos consolam semper, Come credo che anche il canto trasmetta, questo canto descrive l'esclamazione di gioia dei figli di Israele che attendevano negli inferi l'avvento del Cristo liberatore. È importante da questo punto di vista ricordare che Gesù si manifesta come Messia nella misura in cui assume su di sé la figura di Isaia del servo sofferente, ossia dell'unto, ossia consacrato, che deve soffrire. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità, recita Isaia 53,11. Il Descensus Christi ad infera, perciò, si riferisce specificamente alla credenza cristiana che dopo la morte di Gesù sulla croce, egli discese agli inferi prima di apparire risorto ai discepoli. Nella tradizione letteraria cristiana antica, la discesa di Cristo agli inferi è spiegata principalmente dalla necessità di predicare ai giusti, vissuti e morti prima di Cristo, e lì quindi imprigionati, annunciandone il Vangelo del Regno e la sconfitta della morte. Vi sono poi due interpretazioni alternative. Secondo una prima interpretazione, Cristo avrebbe proclamato il Vangelo e la sconfitta della morte ai soli figli di Abramo. Questa quindi è l'interpretazione più, vicina e più specificamente giudaica, perché esclude dalla salvezza le genti. La seconda interpretazione invece vedeva nella discesa di Cristo agli inferi la proclamazione appunto del regno ai figli di Adamo, e quindi includendo l'umanità nel suo complesso. Sia il tema della specificità della predicazione sia il tema della specificità della predicazione della croce, cioè del sacrificio di Gesù, sia soprattutto quello della sconfitta della morte, appaiono come elementi imprescindibili e caratteristici della concezione cristiana già nel più antico autore pervenutoci, ossia Paolo di Tarso. Se pensiamo per esempio alla prima lettera ai Corinzi, al capitolo primo in particolare, Paolo scrive: noi annunciamo Gesù Cristo crocifisso, una frase famosa, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Questo
questo passo è citato da Rufino nella spiegazione del credo, non a caso, e appunto sottolinea la straordinarietà, in un certo senso, nel mondo antico della predicazione della croce. L'altro passo che attesta appunto l'antichità di questa idea è sempre in Paolo, sempre nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 15, dove Paolo presenta una sorta di sequenza degli eventi finali e specifica che l'ultimo nemico a essere annientato è la morte. Quindi il messaggio, la proclamazione della croce e la sconfitta della morte sono indubbiamente degli elementi particolarmente antichi. È necessario a questo punto domandarci quali tracce del descensus possono trovarsi nelle scritture o generalmente nella letteratura cristiana antica prima di Rufino. I testi che gli studiosi hanno considerato in riferimento a questa dottrina sono numerosi e non è possibile né utile citarli tutti. Ciò che mi preme sottolineare è il fatto che il descensus, se occuperà certo un posto rilevante negli autori cristiani antichi, si pensi a Ignazio di Antiochia, Melitone di Sardi, Ireneo di Lione o Origene, solo per citarne alcuni, si ritrova già negli scritti neotestamentari. O come allusione, si pensi per esempio al segno di Giona, la cui vicenda non a caso occupa un ruolo così importante sul pavimento musivo della Basilica di Aquileia, oppure esplicitamente citato come nel caso del capitolo 3 della prima lettera di Pietro, che possiamo ora ascoltare insieme. Io non mi azzardo a leggere. C'è il testo in italiano anche più, Soletta Fulani. Prima lettera di Pieri, capitolo 13, sia di Pedori. Di fatto, alle mie, se Dio vuol così, fatti fa sentire bene che non fa sentire male. Anche Cristo è morto una volta per sempre per questi specchiari. Lui, giusto, poi noi giusto. Per tornare a menare a Dio, far morire se on da chiara, ma tornare vivo se on di spirito. E il spirito è andato a predicare la salvezza anche ai spiriti che aspettavano in prigione. Loro per via di aver rifiutato i crodi, anche la pazienza di Dio aspettava dei di Noè, perché al fare l'arche, durante dove poche persone, volte in tutto, a fuori salvate mediante l'aghe. Spieghi che este dal battesimo, che come us salve vuatris, che non è paraio la sporchietà dal quale, ma è domanda a Dio la salvezza con tutte le guide condotte, in virtù della resurrezione di Gesù Cristo, che alla chiesa di Dio, dopo di si dato su in cielo, e venuta la coronanza sugli angeli, sui principati e sulle potenze. Questo testo è molto importante perché menziona esplicitamente l'idea del descensus agli inferi e soprattutto la ragione per cui Cristo vi discende. Cristo andò, lo leggiamo nel versetto 19, a predicare agli spiriti trattenuti in carcere. Significativamente dunque ad Aquileia, quando nel IV secolo, alla fine del IV e all'inizio del V viene redatta la spiegazione del credo da parte di Rufino, si rivendica un elemento teologico che è molto arcaico, visto che si ritrova appunto già nella prima Petri. Tuttavia, per quanto la dottrina del descensus sia specificamente cristiana, infatti questa dottrina prevede l'idea del Messia, e dunque non si ritrovi di per sé in ambito giudaico, l'immaginario che essa impiega e la sua matrice culturale sono senz'altro giudaici. Come vedremo, infatti, solamente la concezione di Dio come Signore della storia poteva condurre allo sviluppo di una dottrina così radicale nella sua universalità. Secondo alcuni studiosi, poi, è possibile ritrovare almeno una coordinata istitutiva di questo tema nel Salmo 67, che anche questo possiamo ascoltare nella parte che per noi oggi è più rilevante, ossia i versetti 19, Salmo 67, versetti 19 e 20. In alt tu ses laat, tu has fat prisioners, tu has tirat tassis ai uni. Anche i ribelli avranno di plearsi, Signor Dio. Benedetto di par Dio, Signore. Lui è il Dio di noi, Dio è la nostra salvezza.
Dio é para nós Dio das vitórias. O Senhor Dio de nada morte nos para. Seguro que Dio esfracaillarà il chiar dei suoi nemici. Il chiar superbeos di quel che tai delis al chiamine. Dio la feverà. Di base io fasarai tornare d'ogni. Io fasarai tornare dal fondo al mare. Perché in tal sang il tuo pitularis. E la lenghe dei tuoi chians avedi la sopra di nemici. È interessante che, anche se forse le immagini più vicine al successivo tema del Descensus sono rappresentate qui probabilmente dal versetto 21, il nostro Dio è un Dio che salva, il Signore Dio libera dalla morte, e dal versetto 23, da Basel li farò tornare dagli abissi del mare, il testo menzioni i prigionieri che sono stati, secondo una diversa traduzione, nel primo versetto, condotti in alto. Infatti, in ambito cristiano, l'immagine degli inferi come di un carcere che Cristo, in quanto Re, viene ad aprire, liberando i prigionieri, è molto antica e, come abbiamo visto, si ritrova già nella prima Petri. Significativamente, questa metafora è molto diffusa da Aquileia, dove si ritrova in Cronazio e dove soprattutto viene impiegata da Rufino nella spiegazione del credo. Cito dal capitolo 15 della spiegazione. È come se un re si recasse a un carcere e dopo essere entrato dentro aprisse le porte, sciogliesse catene e ceppi, infrangesse cancelli e catenacci, conducesse fuori alla libertà quelli che erano incatenati e restituisse alla luce e alla vita quelli che sedevano nell'oscurità e nell'ombra della morte. Per quale motivo quindi è necessario che Cristo vada agli inferi? Cioè, quale attività Cristo quindi deve svolgere in quel luogo? L'abbiamo già visto, deve liberare i prigionieri. Ma perché è così necessario che questo avvenga? Insomma? La predicazione di Cristo ai giusti di Israele, o generalmente ai morti prima di Gesù, risponde a un'esigenza teologica molto semplice, ossia non solo quella di permettere ai giusti vissuti prima di Gesù l'accesso al regno, ma di ricomprendere l'intera storia di Israele o dell'intera umanità, Adamo, Abramo, alla luce del Kerigma, ovvero dell'identificazione di Gesù di Nazareth con il Messia. Il tema del Descensus poneva al centro dell'agenda teologica il tema della regalità del Cristo su tutta la storia della salvezza. A prima vista però, almeno indirettamente influenzati dalla persistente tradizione teologica che individua nel momento della risurrezione il carattere centrale dell'annuncio cristiano, siamo sorpresi a constatare che la discesa di Cristo agli inferi si colloca tra la sua morte e la sua risurrezione, e non dopo la sua risurrezione. Non rappresenterebbe infatti la risurrezione già di per sé un elemento teologico più radicale che non quello rappresentato dall'idea del Descensus? La risposta ancora una volta ci rimanda alle origini giudaiche e dunque arcaiche del cristianesimo aquileiese. Nella più antica teologia cristiana, come abbiamo già visto, era proprio la Pasqua di Gesù, cioè il suo sacrificio, la sua immolazione, che costituiva il compimento delle scritture. E le scritture, per parte loro, ruotavano attorno, secondo i modelli religiosi preclassici, al sacrificio, alla vittima che andava immolata. In questa prospettiva l'agnello era l'offerta che aveva salvato Israele, così come il servo sofferente sarebbe stata l'offerta che avrebbe riscattato tutta la storia di Israele fino al compimento nel regno. Gesù, nel momento in cui muore sulla croce, è riconosciuto come vero agnello, vero servo sofferente, e dunque è lì che viene compiuta l'intera economia del Primo Testamento. Non è un caso che nel Vangelo di Pietro, le cui fonti risalgono al I secolo, sia proprio la croce a scendere agli inferi e a riscattare i giusti, quindi non più Gesù che discende agli inferi, ma la croce. È proprio il sacrificio, quindi, ciò che inaugura il regno. La risurrezione viene dopo come prova data anche agli apostoli di tutto quello che era successo. Il carattere cultuale dell'inno che abbiamo ascoltato, del Cum Rex Glorie,
celebrato dunque ad Aquileia fin da tempi remotissimi, ci permette di comprendere meglio quella rottura dell'orizzonte temporale che nell'annuncio cristiano più antico viene riassunta in un messaggio di fine della storia e del mondo. Basti pensare al compendio dell'intero Evangelo presentato da Marco all'inizio del suo Vangelo. Cito 1,14: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete all'Evangelo. La celebrazione della Pasqua, infatti, guarda l'evento vittorioso della croce, inaugurato nel passato dalla morte di Cristo, a cui nella vicenda gesuana corrisponde il descensus ad infera, e realizza il ritorno trionfante di Cristo, cioè la sua parusia. Non è un caso che Cristo venga presentato nell'inno con i tratti messianici più forti: egli è il Re della gloria. Nella celebrazione pasquale, come si vede, quindi nel culto in maniera assoluta, passato, presente e futuro si intersecano fino a sfumare l'uno nell'altro. Tutto accade in un momento cristallizzato, quello del culto. Cristo è venuto per condurre i prigionieri fuori dalle celle questa notte stessa, ac nocte, dice il Cum Rex Gloria. Tale elemento ci permette di tracciare un ulteriore parallelismo con la prassi cultuale adottata ad Aquileia, probabilmente fin dalla prima comparsa di una comunità cristiana. Non sorprende, quindi, che anche la somministrazione del battesimo ai nuovi catecumeni avvenisse nella notte di Pasqua. Il battesimo, infatti, rappresentava il corrispettivo cultuale del descensus, come era già emerso dal passo della prima Petri, che lo cita esplicitamente. La discesa e la risalita di Cristo dagli inferi può ben essere intesa come allusione al battesimo, in cui il battezzando discende nella vasca battesimale, utero della Chiesa, come Gabriele vi ha insegnato che ad Aquileia veniva nominata, quindi il battezzando che discende nella vasca e risale cittadino del regno. A questo proposito è interessante che questa connessione tra descensus e battesimo emerga in maniera ancora più chiara in un testo proprio di area aquileiese, ossia il pastore di Erma. Secondo questo testo sono gli apostoli stessi che sostituiscono Cristo nel descensus. Quindi abbiamo visto Cristo che va negli inferi, per il Vangelo secondo Pietro la croce, per il pastore di Erma sono gli apostoli. Quindi secondo questo testo sono appunto gli apostoli che vanno agli inferi e soprattutto questo testo specifica che la predicazione degli apostoli consiste nel battezzare, quindi l'attività che gli apostoli fanno negli inferi è specificamente quella di battezzare. L'associazione tra Pasqua di Gesù e battesimo è molto antica e si ritrova particolarmente sviluppata nell'Asia Minore, che non a caso è stata identificata da diversi studiosi come l'area di provenienza di alcune coordinate della teologia aquileiese. È importante poi tener conto che l'idea del descensus non è parte solamente della celebrazione pasquale, che come abbiamo visto è testimoniata in maniera chiara nell'inno Cum Rex Gloria, ma è entrata a far parte del credo, cioè di una rivendicazione identitaria alla cui adesione è vincolata l'appartenenza alla Chiesa di Aquileia. Tale era infatti il significato del simbolo di fede. Esso era insieme frutto di condivisione, ossia definizione di un credo condiviso, e segno di riconoscimento, che Rufino compara alla parola d'ordine del gergo militare, utilizzata perché ogni generale possa immediatamente riconoscere i soldati. La parola d'ordine per riconoscersi come cristiani aquileiesi era dunque, insieme all'invisibilità e all'impassibilità del Padre e alla risurrezione di questa carne, la proclamazione di una salvezza unitaria che riguardasse la storia nel suo complesso. Farne un principio identitario trova un eco importante nel fatto che il credo inizi rivendicando lo stretto legame con il passato, lo abbiamo visto, tradunt maiores nostri, lo trasmettono i nostri antenati, i nostri avi. Ossia, viene presentata la valorizzazione del passato come il principale strumento per credere alla salvezza della storia, o per credere a una possibilità di salvezza della storia. Rispetto al credo stabilito dai due grandi concili del IV, ossia Nicea
nel 325, Costantinopoli, o almeno il primo, nel 381, il credo aquileiese custodiva gelosamente un elemento che altrove era stato omesso o comunque annacquato. Se a Nicea, infatti, ci si limitò al solo patì, a Costantinopoli si modificò in un più generale patì e fu sepolto. A Nicea, cioè, si annuncia solo la morte del Messia, eliminando il riferimento al descensus. A Costantinopoli, poi, si inserisce l'idea di sepoltura che serve in un certo qual modo a confondere le acque o forse a censurare il ricordo di questa tradizione teologica. Ad Aquileia, al contrario, ancora dopo questi concili, si ribadisce, e lo abbiamo visto e lo vediamo nella spiegazione del credo di Rufino, che Cristo è disceso agli inferi. Dunque, un'idea che ha chiaramente una matrice giudaica, che è attestata fin dal Nuovo Testamento e che viene attenuata tra Nicea e Costantinopoli, qui, nell'area aquileiese, viene mantenuta viva. La specificità del credo aquileiese viene infatti esplicitamente rivendicata da Rufino nella spiegazione, cito brevemente, capitolo 16. Bisogna poi sapere che nel simbolo della Chiesa di Roma non è aggiunta l'espressione discese agli inferi. Essa non è in uso neppure nelle chiese d'Oriente, però lo stesso contenuto di queste parole è espresso dicendo è stato sepolto. Con queste parole Rufino sottolinea due punti centrali. Il primo, come abbiamo visto, è la peculiarità del credo aquileiese, cioè Rufino rivendica una differenza tra il credo aquileiese, in questo caso non solo quello romano ma anche quello delle chiese d'Oriente. Ma il secondo punto mi sembra altrettanto interessante, cioè il fatto che egli concluda dicendo però lo stesso contenuto di queste parole è espresso dicendo è stato sepolto. Quindi in un certo senso mi pare, ma questa è solo un'impressione, Rufino in un certo senso interpreta, in questo caso il credo di Calcedonia, come un riferimento al descensus, come a dire lì è stato sepolto, ma lui dice lo stesso contenuto di queste parole è espresso dicendo è stato sepolto, come a dire avete eliminato l'idea del descensus, ma quell'idea è ineliminabile perché nell'è stato sepolto io vi leggo l'idea del descensus. Il tema del descensus quindi ci introduce a quello più ampio e declinabile anche al di fuori dell'ambito strettamente religioso, ossia il tema della nostra posizione di fronte alla necessità di riscattare o di farci carico della storia. Il descensus è una cifra specifica del cristianesimo aquileiese e della sua comprensione del tempo e quindi della storia. Pertanto, indipendentemente dai precedenti letterari del tema, è chiaro che l'idea, almeno nella sua matrice, deriva da quella concezione tutta giudaica secondo cui Yahweh è signore della storia e dunque ha controllo su tutto ciò che si manifesta al suo interno, senza limiti di spazio ma soprattutto di tempo. Del resto, che la morte non possa essere l'ultima parola sul destino dell'uomo emerge anche da altre culture. Nel mondo classico romano l'Ade viene visitato diverse volte, come abbiamo visto, ma mai riscattato. Per il cristianesimo, al contrario, la potenza di Dio e la sua regalità, potremmo dire, arriva fin negli inferi. Questo elemento è cruciale. Non è il sogno ottimistico di un'umanità purificata, ma la discesa di Cristo agli inferi, ma è la discesa di Cristo agli inferi quella che motiva la fiducia del cristiano che nulla nella storia andrà perduto, ma che tutto, al contrario, viene ricompreso nel regno di Cristo. L'idea di salvezza della storia e nella storia, a cui il descensus direttamente richiama, dipende in definitiva da una concezione tipicamente biblica della temporalità. Dio non è signore del tempo in quanto ente trascendente ed eterno, che ne garantisce lo scorrere apparente, cioè questo era un punto Platone, cioè Dio non è signore dell'essere, diciamo, ma è piuttosto il senso stesso del tempo, o in termini filosofici è l'apertura che rende possibile l'esperienza del tempo come storia. Un esempio banale per capire questa idea di storia. Che cosa vuol dire appunto esperire il tempo come storia?
Questo è un esempio che confesso è non mio, è del professor Umberto Galimberti, ma che lo cita in riguardo ad altro, ma l'ho trovato utile. Cioè, quando i giovani dicono, per esempio, ho avuto una storia con Stefano, cosa indicano con questa parola storia? È chiaro che in questa frase la parola storia non indica solo una successione di istanti indipendenti e indifferenti l'uno all'altro, ma al contrario indica del tempo dotato di un significato straordinario rispetto al tempo che non è una storia e che al contempo non può essere misurato con i parametri con cui misuriamo il tempo profano, perdonatemi, cioè, e questo si vede chiaramente, io qui sto scritto, se al lavoro io per primo conto i minuti, quando passo il tempo, in questo caso per stare nell'esempio con la mia ragazza, lo scorrere del tempo stesso è differente. Allora, l'idea di storia è innanzitutto questo, cioè è l'idea di un tempo che non corrisponde, come per il pensiero greco, a una struttura esterna che lo garantisce, ma che è dotato di un significato, e questo significato è un significato che è l'uomo a conferire. Un rabbino e filosofo della religione polacco, Abraham Joshua Heschel, nella seconda metà del XX secolo apriva la sua riflessione sul significato del sabato per l'uomo moderno con una breve osservazione sulla civiltà tecnica che vi vorrei leggere. Cioè la civiltà moderna, basata sul metodo scientifico, di cui tutti noi oggi facciamo parte. Egli, proprio in apertura del testo, scriveva: la civiltà tecnica è la conquista dello spazio da parte dell'uomo. È un trionfo al quale spesso si perviene sacrificando un elemento essenziale dell'esistenza, cioè il tempo. Nella civiltà tecnica noi consumiamo il tempo per guadagnare lo spazio. Accrescere il nostro potere sullo spazio è il nostro principale obiettivo. Tuttavia, avere di più non significa essere di più. Il potere che noi conseguiamo sullo spazio termina bruscamente alla linea di confine del tempo. È il tempo il cuore dell'esistenza. Ora, che il tempo sia il cuore dell'esistenza mi pare che emerga particolarmente da una dibattuta presentazione che Dio fece di sé a Mosè nel capitolo 3 dell'Esodo e che anche questa mi piacerebbe ascoltare insieme. Esodo 3, 15. Mosè que disse a Dio: Ve, eu voglio e udis a Israelis. Il Dio dei vostri irmãos mi ha mandato che di voatris. E se loro mi domanderanno, se non haiam, se io rispondi. Allora Dio disse a Mosè: Io soy quel calè. E aggiunta: Vece che tu has Dio a Israelis. Io soy mi ha mandato di voatris. Dio disse a Mosè: Tu revelarás così a Israelis. Il Signore, il Dio dei vostri irmãos, il Dio di Abramo, il Dio di Isaac, il Dio di Jacob, mi ha mandato di voatris. Questa reunione per in eterno, e così avranno di clamarmi di generazione in generazione. Io ho appunto una conoscenza del friulano risicatissima, ma se non ho capito male mi pare di capire che in friulano il verso 14 è tu sei che lei. Io sono che io sono che lei. Io sono quel che è. Perfetto. Perché rispetto a questo testo appunto volevo solo soffermarmi su questa appunto autopresentazione di Dio, io sono colui che sono o io sono colui che è, perché a seconda della traduzione, diciamo, vi sono diverse interpretazioni e implicazioni. La traduzione con io sono colui che è, a mio parere, è, diciamo, una traduzione che esprime una concezione appunto più greca di Dio, secondo la quale l'essere si oppone al divenire, cioè io, in quanto essere trascendente, quindi essere per eccellenza con la E maiuscola, sono colui che è, cioè solo io propriamente sono. Voi, essendo
mortali, quindi transeunti, non siete propriamente. Questa è una concezione che si ritrova anche per esempio in Plutarco, ed è, secondo Plutarco, affissa sopra il tempio di Delfi con questo appunto seconda persona del verbo essere greco, ei, tu sei, cioè solo la divinità propriamente è. La traduzione io sono colui che sono, altrettanto possibile diciamo, accentuerebbe l'affidabilità di un Dio che resta fedele a se stesso e soprattutto alle proprie promesse. Quindi in una concezione appunto profetica, l'autopresentazione come io sono colui che sono andrebbe in questa direzione. Più interessante dal mio punto di vista è un'interpretazione che è stata data per primo da Ernst Bloch, ma poi è stata ripresa anche da Moltmann, comunque da diversi teologi e filosofi nel XX secolo, ed è quella che si sofferma sulla peculiarità del testo ebraico e dei tempi verbali ebraici che non hanno una temporalità definita. Cioè Bloch proponeva di tradurre queste espressioni con io sono colui che sarò, perché egli voleva sottolineare il fatto che la futurità di Dio, cioè il fatto che Dio è innanzitutto nella tradizione biblica e in particolare nella tradizione cristiana colui che viene, e quindi questa dimensione non del passato che progressivamente diventa presente e infine diventa futuro, ma al contrario di un futuro che ci viene incontro. Il futuro, cioè, non è la lineare, inevitabile e in definitiva ripetitiva riproposizione di ciò che è passato, come se tutti noi avessimo necessariamente di fronte a noi un futuro, ma al contrario è il futuro che nella fedeltà al passato ci viene incontro. Per questa ragione, dice il testo al versetto 14, il Dio del futuro è anche il Dio dei vostri padri, cioè il Dio che sarà è anche al contempo il Dio di chi è stato, in un certo senso. Questa è l'unica dimensione all'interno della quale si dà propriamente una storia, diversamente vi è ripetizione infinita e indifferente. A questo punto, prima di offrire delle brevi, ve lo prometto, riflessioni conclusive, chiederei l'aiuto della scuola Aquileiensis per intonare un canto, in Veni Sancte Spiritus, che invoca la venuta dello Spirito affinché ci conceda un po' anche di ispirazione. Attribuita variamente all'arcivescovo di Canterbury Stephen Langdon, ma più probabilmente penna dell'abate tedesco Notker Balbolus, che era un famoso compositore di sequenze, è stato considerato un brano così struggente che persino Pierpaolo Pasolini lo ha utilizzato nei racconti di Canterbury. Noi proponiamo una trascrizione effettuata direttamente dai codici aquileiesi perché rispetto alla più nota versione romana presenta alcune interessanti varianti di tipo testuale e musicale. Veni Sancte Spiritus, et emite ceritus, lucis tuae radium. Veni Pater pauperum, veni Dator munerum, veni lumen
Lava quodes sordidum, riga quodes aridum, rege quodes debium. Da multis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. A questo punto mi piacerebbe concludere con una riflessione di carattere generale e non strettamente religioso sul tema del descensus. D'altra parte, come ci ha insegnato Benedetto Croce, non vi è storia che non sia contemporanea, il che significa non esiste lo studio della storia isolato dal tempo presente. La formulazione esplicita della domanda che cosa ci dice a noi oggi l'idea del descensus mi sembra dunque necessaria a questo punto. Perciò mi sembra opportuno riprendere i due elementi centrali che abbiamo visto caratterizzare il descensus. Abbiamo detto oggi che la funzione principale della discesa di Cristo agli inferi può essere riassunta nell'idea di salvare, portare salvezza. Ora, in termini non religiosi, come potremmo parafrasare questa idea? Salvare, potremmo forse dire, può significare mantenere in vita, dare corpo, dare addirittura il proprio corpo, diceva nel precedente incontro Irene. Rispetto al tema del descensus potremmo forse dire dare il proprio tempo innanzitutto, concedere il proprio tempo esistenziale, ma a che cosa esattamente? E allora anche qui la risposta ci viene sempre dall'altro elemento che abbiamo evidenziato e che caratterizza il descensus, cioè chi erano coloro che Cristo andava a liberare? Abbiamo detto la stirpe di Adamo o la stirpe di Abramo, quindi fuori da metafora, potremmo dire fuori di metafora, a che cosa dobbiamo dedicare il nostro tempo esistenziale? Alle nostre radici, intanto, al nostro passato, cioè alla storia intesa come appunto ci insegnava Rufino, i maiores nostri. L'esercizio che mi sembra ancora sensato svolgere oggi è quello di chiedersi se questo carattere dell'identità aquileiese non dica appunto qualcosa anche all'attualità. Essere aquileiesi oggi significa essere disposti a dare corpo alla propria storia. Siamo in un tempo che è convinto di essere solo la premessa di un futuro. Un tempo che plasma in maniera divinatoria la propria immagine su un futuro che viene costantemente smentito, come ci diceva Gabriele. Un presente che dunque non progetta, ma attende. Siamo anche in un tempo che ha iniziato per certi aspetti a detestare la propria storia. Basti pensare al fenomeno della cancel culture. Essere aquileiese oggi significa forse innanzitutto opporsi a questi paradigmi, non opporsi al futuro, ma opporsi a un futuro già stabilito. Significa rivendicare la possibilità, come dicevo all'inizio, di progettare, avere il coraggio di immaginare il proprio futuro. Ribellarsi a questa concezione delle cose non significa, ribadisco, rinunciare al futuro, al contrario significa ambire a plasmarlo, significa riconoscersi capaci e responsabili della fantasia del futuro. Essere aquileiesi oggi significa rifiutare, per esempio, la cancel culture, non nel senso un po' retrogrado, per cui tutto quello che è avvenuto nella storia sia giusto. Anzi, l'aquileiese sa che la storia va salvata, questo ci insegna il descensus, e dunque, se la storia va salvata, potremmo dire ha delle colpe, non è perfetta, quindi il tema non è tanto quello reazionario di accogliere tutto quello che è successo, ma la storia, d'altra parte, di fatto è già ciò che ci ha formati e dunque non possiamo semplicemente saltarla a pie pari o rifiutarla.
La possiamo, se si vuole, anche processare come nella cancel culture, ma in ogni caso le diamo corpo con la nostra esistenza. Essere aquileiesi oggi vuol dire constatare questo fatto e considerarsi responsabili della propria memoria. Concludere l'attesa del futuro, come recita il titolo di questo nostro incontro, è perciò un presupposto fondamentale per poter innanzitutto progettare un qualche futuro. Il futuro oggi incombe su di noi come una minaccia economica, sociale, culturale, climatica. La domanda che fare, tanto in voga fino a 50 anni fa, sembra oggi aver perso ogni presa sulla realtà, poiché oggi tutto sembra ridursi alla domanda perché fare, ben più radicale, dove questo perché va inteso sia nel senso retrospettivo di per quale ragione, cioè che cosa giustifica il mio agire, per quale ragione dovrei spendermi, sia in senso prospettico, ovvero in vista di che cosa, per ottenere che cosa dovrei spendermi. La tradizione aquileiese ci invita quindi a dare una risposta positiva, dove positiva non vuol dire semplicemente dire sì, ma vuol dire costruire un'alternativa a queste domande, permettendoci di concepire il nostro futuro come frutto di radici e scelte che hanno nel passato e nel nostro presente il loro tempo proprio. Grazie. Grazie tanta Stefano, non sono state queste vere speranze, non di smettere il passato, ma di tirare il futuro in maniera serena, costruire, darsi da fare, no? Spettacoli, darci. L'ultimo col pianto, scuola, dato così scarno, ma fate di sentire, lo sguardo un po' in paradiso, senti queste melodie, dai. Dalla decisa libera si porta un po' in cielo. Giusto, chi vuole. Allora noi ci accomiatiamo con un discanto di Cividale. Sono brani tratti da una raccolta conservata appunto al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, che è considerata un persistenza, perché ci sono documenti che testimoniano l'utilizzo corrente di almeno uno di questi brani fino agli anni 20 del secolo scorso. E poi per specificità, perché ad oggi per almeno 4 di questi brani non sono state rinvenute altre concordanze, quindi è ragionevole pensare che fossero nati, quindi stati scritti a Cividale per un utilizzo cividalese. Noi come scuola abbiamo inciso l'integrale di questo gruppo di brani, cercando di ridare loro anche la dimensione liturgica, perché sono comunque brani inseriti in un contesto religioso. Stasera vi proponiamo l'Ave Gloriosa, che è appunto il troppo al Benedicamus Domino per l'ufficio della nascita della Vergine. Non fa parte dei 4 brani unici di Cividale, invece è un brano molto diffuso a livello europeo e si distingue in particolare per una spiccata maturità stilistica sia in senso melodico che armonico, ma anche lirico del testo. Ave gloriosa, Mater Salvatoris, Ave speciosa, Virgo Frostudoris, Ave Nuncio Cundata Splendoris, Ave speciosa, Salus Peccatoris, Ave vite via, casta munda pura, dulcis mitis via, felix creatura, ars modo miro, nova paritura, si
propizione concilia et applaudia noster mia duc recepia Virgo Maria. Benedicamus Domino. Ho conosciuto des nostri vieres, così spirituali, profondi, dei nostri patrimoni. Io penso che veramente le nostre storie sono passate all'importanza di noi, all'inizio. E mi auguri che verso l'università, mi piace sentire che l'Istituto Superiore di Scienze Religiose da seminario, poi attendere anche queste ricerche, questi studi. No? Qui è di fare il mio di lavoro. Comunque se l'Università di Milano e di Udine si mettono insieme e fanno energia e fanno fuarci, viene fuori una potenza formidabile. Si è detto Gabriele Zanello, professore dell'Università di Udine, potesse nascere anche di lavorare insieme. Questo è il nostro auspicio. Bene, io sono voglio fare qualche domande a Stefano, eventualmente Gabriele, che è l'intermezzo di Inman, se non note bene. Qualche domanda, qualcosa, qualche curiosità, qualche cosa non capita, o qualche osservazione bella? Prego, ma io mi sono sorpreso all'ultima fusione che gli hai sentito stasera, do un'informazione di lui, da un pezzatore che ormai sta cantando il piano perché non sa nulla. Se voglia di Kansas e calcio. Se voglia di Kansas e calcio. La cultura ha ragione. La cultura della cancellazione, quell'idea per cui per esempio dovremmo, adesso questo è un esempio perché questo che riciclo da Gabriele, che per esempio dovremmo abbattere la statua a Genova di Cristoforo Colombo, visto che la scoperta dell'America ha comportato l'uccisione di 90 milioni di indios, e quindi dobbiamo in un certo senso vergognarci o comunque rimuovere, appunto cancellare la nostra storia in questo caso, al posto che comprenderla, o meglio ricomprenderla alla luce del tempo che viviamo oggi, ma non appunto semplicemente cancellarla applicando tra l'altro dei parametri estranei a quel tempo, credo. Io ho una domanda, qual è il problema della traduzione di Io sono colui che sono? Cioè l'originale ebraico cosa vorrebbe dire? Io devo confessare che, come dire, non sono esperto di ebraico è un eufemismo, non conosco l'ebraico, so che il problema è un problema di tempi verbali, nel senso che il primo termine, tra l'altro mi sono anche scritto in ebraico, se volete, con il mio mostruoso Eshie, Asher Eshie, reciterebbe l'ebraico. Questo Eshie può essere tradotto come un presente, come un passato, come un futuro. Quindi Eshie, Asher Eshie potrebbe voler dire io sono colui che sono, ma potrebbe anche voler dire io ero colui che sono, io ero colui che sarò. Cioè non c'è una diciamo definita un definito tempo verbale impiegato, e quindi però se qualcun altro mi vuole correggere io retrocedo su questo. E non abbiamo in italiano la stessa azione È vero, è un po' come, credo, ma anche qui vado a spanne, è un po' come per chi ha dei ricordi di greco l'aoristo, cioè il tempo aoristo, che era questo tempo che in greco basta, mi hanno... Perché nei concili successivi, no? Dicevo prima, no? Dopo
Voce. Perché questo descensus agli inferi Non piace. non piace, non è stato riportato. C'è qualcosa, è stato scritto qualcosa in merito, perché si contrastavano così tanto? Anche su questo riconosco di non avere una risposta precisa, però su questo magari Gabriele ha un'idea più precisa della mia. Io a livello molto generale quello che mi viene da dire è che siccome l'idea del descensus appartiene specificamente alla cultura giudaica, la progressiva definizione del dogma, che è un affare tutto greco, diciamo, dal punto di vista della storia del pensiero, tende senza troppi problemi a eliminare quegli elementi che riportano a un passato non filosofico del cristianesimo, diciamo. Questo è quello che mi viene da dire così. Scusa, ti ricordo che Remo Cacitti nel suo libro Il Grande Sabato associa la discesa agli inferi al momento della morte di Gesù stesso, istantaneo, quando poi molti morti risorgono e compaiono, sono venuti a Gerusalemme. E tu adesso, come studioso di questo Vangelo, cosa dici? Allora, io leggendo nella preparazione all'incontro di oggi ho ritrovato appunto un riferimento che va forse in questa direzione dell'ipotesi di Cacitti, cioè il riferimento al capitolo 27 di Matteo, in cui le tombe e i morti risorgono in corrispondenza dell'evento della croce. Io devo riconoscere che non ho una risposta precisa, nel senso che non mi sono occupato nel dettaglio del descensus e quindi non ho ancora avuto la possibilità, ecco, di formarmi un'idea precisa. So che c'è una questione aperta, pavidamente non mi schiero. Mi schiero io allora, così facciamo un po' di... smetto di fare il padre invisibile e impassibile. Allora, la simultaneità è provata, e forse questo risponde anche alla domanda precedente, è non solo asserita e riconosciuta, ma esplicitamente richiamata da tutta la tradizione cosiddetta patristica fino a Costantino. Un'altra nostra ricercatrice, Anna Pessina, ha proprio studiato tutta la tradizione indiretta, cioè tutte le citazioni di quel passaggio biblico che tu ricordavi. Quando Gesù emette lo Spirito, i redattori di Matteo incastonano un breve inno, verosimilmente un inno che veniva usato cultualmente a quel punto, in cui si narra del velo del Tempio che si lacera, dei segni apocalittici del terremoto e delle rocce, e infine anche di queste tombe che si aprono e dei corpi che si ridestano, e dopo la sua risurrezione entrarono in Gerusalemme. Quel dopo la sua risurrezione fino a Costantino non c'era. Tant'è che gli autori cristiani che citano quel passo non solo non lo menzionano, ma in alcuni casi insistono proprio sulla simultaneità tra il momento della morte e il momento del ridestarsi di quei corpi. E guarda caso con Costantino salta. E qui vabbè, so che in questo sono più cacittano di Cacitti, ma succede così, no? Quando si difendono le bandiere poi si eccede con il timbro dei colori, forse si sovraespone un po' tutto. Però non è un dato casuale che proprio con Costantino questo cambi, ma è anche abbastanza chiaro. Quel segno, di cui anche il descensus tiene, è il sintomo dell'essersi compiuto del mistero. Cioè la salvezza si è compiuta sulla croce e dunque i corpi si ridestano, Cristo scende a liberare Israele o tutta l'umanità dagli inferi, perché ormai tutto si è fatto. E però se si è fatto tutto sulla croce, il credente che è più vicino a Gesù è il martire, che non a caso nella tradizione antica, tradizione che c'è anche in Aquileia, caso anche questo singolare nel panorama delle origini cristiane, ma non possiamo dire di tutto, il martire è colui anche che anticipa lo scontro finale fra che cosa? Le schiere del cielo e le schiere dell'avversario, che però sono i magistrati romani. E con Costantino cambiano le carte in tavola perché ci si allea,
diventiamo tutti amici. Ma come fino al giorno prima Roma era la bestia con le 7 teste ricoperta di 10 corone, proprio come la città, 7 colli che hanno tutte le corone della storia sopra il loro capo. E oggi dall'avversario tu diventi, dirà Eusebio di Cesarea con una sfacciataggine degna di lui, tu diventi immagine e somiglianza del Figlio di Dio che governa il mondo in vicariato del regno di Dio. E allora il problema di quella teologia diventa evidente, non si può più andare avanti così. E questo imprime una svolta molto forte al passaggio da un cristianesimo che ha il suo vertice nella passione a un cristianesimo che ha il suo vertice nella risurrezione. E però De Census rimane lì dopo la morte, rimane inchiodato a segnare, non a caso nella spiegazione del credo di Rufino, la spiegazione della passione di Gesù dura capitoli e capitoli e capitoli, la resurrezione un capitolo solo. Sta lì inchiodato a dire che si custodisce un paradigma cristiano più antico, che non fa confusione, che ricorda che quel sacrificio compiuto sulla croce è il momento di svolta della storia. Un momento di svolta che cambia la storia senza dimenticarla, per tornare a quello che ci diceva Stefano. Quindi sì, un po' anche perché voi dovete capire, voi ci siete abituati ad avere la carnia, ma noi a Milano no. Tutti noi che siamo stati allevati da Cacitti abbiamo provato un certo trauma esistenziale, noi siamo di indole molto più molle, molto meno temprata, per cui siamo stati abituati ogni volta che non abbiamo letto almeno 20 monografie su un tema a dire non sono certo, non sono sicuro, che è la ragione per cui qualunque domanda voi facciate oggi a Stefano riceverà come risposta non sono certo, non sono sicuro. Ora, avendo io la scorza più indurita da ormai 24 anni di convivenza con Remo, vado giù un po' come un incrociatore pesante, però abbiate pazienza, noi abbiamo un'indole meno tenace della vostra, dovete essere pazienti. Prego. Sappiamo che nell'antica chiesa d'Aquileia era presente anche una comunità gnostica. In Pisti, Sofia, abbiamo l'evidente proprio sua presenza. Ha avuto una contaminazione in quanto il professore ha appena relazionato. Allora, per evitare che vi dica io di gnosticismo non sono ecco, allora prendo direttamente la parola perché vi risparmio l'ipotesi a cui si faceva riferimento, che in parte richiama gli studi di Renato Giacomini, Gilberto Pressacco, insiste su uno degli elementi, quello dell'agnosi, che sarebbe a un certo punto stato recepito in qualche misura anche ad Aquileia. Ipotesi plausibile secondo i dati raccolti, ma che richiede ulteriore verifica e soprattutto in questo caso, a mio giudizio, meno incidente su quanto abbiamo ascoltato, per un motivo. Gli elementi che Rufino difende, quei 3 elementi caratteristici, risalgono certamente a una formulazione di fede più antica ancora. Come insegnava Biasutti, ma non solo lui, anche Pressacco, e questo ci ha lasciato, secondo me, delle riflessioni importanti, il cristianesimo di Aquileia è comparabile a qualsiasi altro cristianesimo di età apostolica o immediatamente subapostolica, cioè entro la fine del I secolo. E a quell'altezza i temi cosiddetti gnostici non hanno ancora avuto un contatto, una relazione con la tradizione cristiana. Verranno in qualche modo assorbiti, recepiti, conosciuti successivamente. Questi 3 caratteri, come ci spiegava Stefano, anche quello del De Census, echeggiano semmai il più antico paradigma, cioè sono la custodia della più risalente formula di fede.
che noi dobbiamo considerare più vicina al giudaismo che non a qualsiasi altro paradigma successivo, per un motivo semplice: gli apostoli, i loro collaboratori, erano giudei che riconoscevano in Gesù, in quel tale che aveva predicato, fatto e che era morto in croce in quel modo, riconoscevano il Cristo, e il Cristo è innanzitutto un attore biblico. Il descensus, come abbiamo imparato oggi, non è altro che dire che non si lascia indietro il resto della storia. Giacomin ci ha mostrato, ci ha fatto scoprire che il primo pannello musivo dei mosaici dell'Aula Sud raffigurava la sinagoga. Si entrava nella chiesa solo recependo l'eredità della sinagoga, che è un lascito straordinario, cioè il dire tutta la storia è qui, tutta la storia è di fronte alla prova della salvezza. In questo noi stiamo osservando il più antico paradigma, quello che Danielù avrebbe definito giudaico-cristiano e che anch'io definirei giudaico-cristiano, ma è una categoria controversa dal punto di vista storico. In ogni caso, quello che è il più vicino sentire giudaico dell'annuncio del Vangelo. L'agnosi, se arriverà successivamente, ma qui siamo ancora prima. Per questo tendo a dire che in questo elemento non ravviso una contaminazione nostra. Ne ho ancora una. Nelle spiegazioni del credo di Rufino c'è per caso qualche accenno a Giona, all'impianto musivo di Aquileia, come, no? Poteva dire, fare riferimento, no? Come anche ad Aquileia, segno di Giona, la salvezza, eccetera, eccetera, eccetera. Non in questi termini, c'è però l'esplicita affermazione che il pastore di Erma viene usato ancora ad Aquileia per la catechesi di coloro che chiedono il battesimo, e in questo c'è un'evidente continuità. Insisto, il grosso di questa vicenda, quello per cui dovreste essere furibondi, non dico irritati, dico furibondi, è che voi avete qui, e mi permetto di ripetere, una tradizione visuale, i mosaici e tutto il resto del patrimonio iconografico cristiano, una tradizione letteraria, Vittorino, Fortunaziano, Cromazio, Rufino, lo stesso Girolamo in qualche senso, e prosegue, non mi limito certo a questo, una tradizione di prassi religiosa, avete sentito i canti, cioè avete un'intera tradizione cristiana ben documentata, come non succede da nessuna altra parte. Ma ad Aquileia non viene riconosciuta la portata di una tradizione, è una periferia di altro, sono autori latini minori, sono mosaici stilisticamente meno riusciti, sono opere di bottega inferiore. Ma il dato unitario, rilevante, quello che moltiplica l'efficacia di questa documentazione, è che si tratta di una tradizione coerente e compatta, che ha caratteri propri, cioè una storia che ancora agli inizi del V secolo rivendicava, attraverso i 3 incontri che abbiamo visto, lo abbiamo capito, i propri caratteri, non di fronte a, che ne so io, a Padova, di fronte a Roma, di fronte all'Oriente, non per dire siamo avversari, ma per dire amici, fraterni, ci vogliamo molto bene, ma noi siamo questa roba qui, tradunt maiores nostri. Qui sta la chiave critica di volta, non studiare il singolo autore, ma rivalutare questo concetto di tradizione, come si è fatto per l'Africa romana, come si è fatta per l'Alessandria di Clemente e di Origene, come si è fatto per la Milano, che continua a dire a solo Ambrogio, di fatto. Quindi, noi milanesi abbiamo investito meglio sul nostro patrimonio, però lasciatemi dire che voi ne avete di più, che è poi il problema, secondo me, e lo sapete meglio di me, se no non sareste qui di venerdì pomeriggio per la terza volta ad ascoltare di queste cose.
sull'io sono. Sali, prego. Allora, la molteplicità delle traduzioni non può essere legata al fatto che quello è un imperfetto e nella mentalità ebraica l'uso del tempo non è tanto legato al quando, ma se un'azione si è conclusa o ancora in essere. Quindi io ero, o io sono, o io sarò colui che ero, sono e sarò, non importa quando, ma è un divenire. Non posso che essere d'accordo con te. Scusate. No, non posso che essere d'accordo con te, anche perché tu conosci l'ebraico molto meglio di me. Quindi sì, ovviamente. L'unica cosa che mi viene in mente è il problema della traduzione del versetto nella 70, perché nella 70, se non sbaglio, il secondo membro è on, quindi e anche lì c'è tutto il problema di che cos'è l'on, l'ente, l'essere, quindi lì è un problema di filosofia greca. Però per quanto riguarda la traduzione dell'ebraico, sì, credo che tu abbia ragione. Mi si conceda ancora una domanda, forse questa il professor Stefano Io vi ringrazio, lo prendo davvero come un incoraggiamento della carriera, non mi sono ancora No, sa cosa, sentendo i vari, naturalmente la sua è stata veramente un'esposizione brillantissima, ma su Urs von Balthasar, la sua monumentale produzione sull'inferno, in cui asserisce che l'inferno è vuoto. Ha qualche attinenza con la sua, cioè la discesa agli inferi che libera, giusto? Il popolo ha attinenza con l'inferno e vuoto di Urs von Balthasar. Allora, così mi viene in mente l'inferno e vuoto, mi viene in mente Origene, nel senso che mi viene in mente l'idea dell'apocatastasis, cioè l'idea che la discesa di Cristo agli inferi, la liberazione dell'inferno, la liberazione dei prigionieri dall'inferno, non costituisce tanto e principalmente la ricomprensione del passato all'interno dell'economia futura, ma la soluzione rispetto al problema della giustizia di Dio. E quindi il fatto che alla fine del tempo l'inferno debba, da un certo punto di vista, cessare di esistere, è una cosa che, se non sbaglio, Origene ha esplicitamente affermato. Quindi l'idea dell'inferno vuoto, non so, come dice Gabriele facendo una battuta, te la faccio fare. No, io semplicemente dico che io mi auguro che l'inferno resti aperto, perché ci mando così tanta gente che se poi lo trovo chiuso non so immaginare la delusione, però questo è un problema che capisco essere più mio che non teologico. Direi che c'è una differenza, cioè giustamente Stefano diceva che il descensus è un tema relativo alla storia, al destino della storia, perché richiama proprio quello, la stirpe di Dio. L'apocatastasi è un tema che riguarda la giustizia divina. Può un Dio giusto tollerare una condanna eterna? Certo, le due domande si intersecano, certo le due problematiche possono sovrapporsi, ma la mia sensazione è che da principio il tema del descensus non volesse annunciare il fallimento dell'inferno, voleva piuttosto ricordare che la storia non viene abbandonata, o ancora più radicalmente non è possibile credere a qualcosa che voglia dimenticare la storia. Questa è la traduzione forse più laica che possiamo dare del descensus. Io non posso professare la fede, questo è il punto di vista di un cristiano dei tempi di Rufino, ma anche di prima, di un aquileiese. Io non sono disponibile a credere in un Dio capace di lasciare la storia al suo destino, sia perché in quella storia Dio era passato, il Dio del Primo Testamento continua ad agire nella storia, ma sia perché, e questo secondo me è un dato estremamente positivo, se si recidono le proprie radici non si può prosperare in nessun caso.
È possibile perdere chioma e tronco e magari vedere rispuntare qualcosa che non il contrario. Se taglio le radici certamente muore tutto. E la professione di fede nel descensus è innanzitutto questo, la prima istanza di Gesù dopo aver compiuto l'economia dei tempi antichi è stato riscattare quei tempi. L'apocatastasi è uno sviluppo diverso, teoretico, se vogliamo storico-teologico, storico delle idee, che pone il tema della giustizia. C'è spazio per una condanna eterna al cospetto di Dio? Ma questa è una domanda ulteriore. Nel credo c'è la risposta al primo problema, e cioè si può credere in qualcosa che lasci fuori dalla speranza la mia storia, le mie radici? Ad Aquileia rispondevano di no. Interverrei una seconda volta anch'io per chiedere una cosa. Come mai può notare, diciamo, qualcosa che forse non è stato messo ora in evidenza, cioè che già la forma recetta definitiva del credo degli apostoli per la Chiesa universale d'Occidente, l'ascesa agli inferi è stata accolta. In epoca carolingia sappiamo che questo è stato inserito sulla traccia del credo romano, quindi la discesa agli inferi è stata accolta, e non so, io direi magari grazie ai rapporti di Paolino di Aquileia con la corte carolingia, certamente da qui è rimbalzato poi nella forma recetta. E questo dopo tutto possiamo dire anche merito nostro. Perché dopo tutto? Adesso io non voglio usare la parola sostanza perché mi è stato insegnato, ma è esclusivamente merito vostro. Se questa cosa non è stata eliminata, non lo mettiamo mai in evidenza. E dovreste mettere in evidenza un sacco di cose, come di primavera certe giovani ragazze, al di là delle battute, voglio dire, ne avete di titoli di merito, al di là dell'efficacia di questi argomenti oggi. Al di là di questo elemento, ma è evidente che se è rimasto nel cosiddetto credo apostolico, che giustamente richiamavi, è chiaro che se è rimasto quello è unicamente perché i carolingi sanno l'importanza di Aquileia e di fatto in Aquileia hanno una grande parte della loro intelligenza, ed è semmai quella la traccia del persistere della tradizione aquileiese. Aquileia è un presidio di queste idee, lo era allora e ripeto, basta guardarsi intorno, lo è oggi. Io vorrei provare a fare un incontro di questo tipo a Milano e mandarvi la foto di aule desolantemente vuote, e per l'orario e per la puntualità estrema dell'argomento. Secondo me l'elemento che si deve accostare alla rivendicazione di questa importanza culturale è anche quella del potenziale che oggi nella discussione, nella nostra epoca culturale, queste idee ancora hanno. Cioè non c'è solo da dire le abbiamo preservate, c'è anche da dire le possiamo rilanciare, imprimendo anche una svolta a un dibattito e a un modo di intendere le cose francamente pigro. Il collega citava il tema della cultura della cancellazione o della cancellazione della cultura. È la svendita del concetto di memoria, è l'abbandono del concetto di identità, non un'identità scioccamente contrapposta, ma un'identità che tra le altre fomenta il dialogo, e nel dialogo crescono tutti. Ora, essere aquileiesi oggi è un'occasione non solo per chi è friulano, giusto per dare alle cose il loro nome, ma è un'occasione per il nostro dibattito culturale, secondo me. Prego. Lei nella nostra storia, io sono friulano e mi sento ancora più orgoglioso che lei studi la nostra storia e ci dia queste informazioni e questa potenza sul nostro essere. Se noi abbiamo questa cultura delle radici e siamo dei cristiani appena diventati cristiani, siamo degli ebrei appena evoluti, riconosciamo e siamo ancora in quel momento assieme a Gesù Cristo appena morto
la storia nostra è di quel momento lì. Diventa difficile poi imbastire crociate, dire che quelli sono gente che va colpita, che sono infedeli, se noi siamo così attaccati con le nostre origini, che sono più che nostri fratelli, sono i nostri padri, ma proprio come padre e figlio, lo stesso legame. È inconcepibile qualcosa del genere. È per questo che è stato bastonato, eliminato. Costituiamo un problema perché eliminiamo confini, eliminiamo barriere. Allora, io dico due cose circa il passato. Ho molto apprezzato quando il collega, anche se non può sentirsi chiamare professore, quando il collega ha detto che credere nella salvezza della storia vuol dire innanzitutto riconoscere che la storia deve essere salvata, quindi che non tutta la storia è immacolata, perfetta, per quel che riguarda il passato. Per quel che riguarda il futuro, certo, è chiaro che la cultura aquileiese, secondo me il cristianesimo di Aquileia ha un altro tratto di straordinario valore. È un cristianesimo dell'incontro, è un cristianesimo, se vogliamo, commerciale, che arriva dall'Alessandria precedente a Clemente Origene, ma che è curioso di conoscere il cristianesimo di origine, è curioso di conoscere il cristianesimo dell'Agnosi, però tutto d'un tratto ha una serie di vescovi che vengono tutti dall'Africa romana. È un autentico fortunaziano, Zeno di Verona, che è molto più aquileiese che ambrosiano, Gaudenzio di Brescia, sono tutti africani. E come mai arrivano? Perché questa è una terra, è un cristianesimo, è una chiesa dell'incontro. Alessandria non è così, è una chiesa che si blinda nel suo paradigma teologico. L'Africa cristiana, per certi versi, è una chiesa piuttosto chiusa. Aquileia no, è una chiesa che sa raccogliere da tutte le parti. È un luogo dove non si ha paura dell'apporto degli altri, perché questo non può minare un'identità che ancora all'inizio del V secolo sta lì. Rufino è un'espressione che ho già citato, ma che mi ha molto fatto pensare. Quando Giuseppe Laiti ha scritto l'introduzione alla spiegazione del credo, ha definito la scrittura della spiegazione del credo di Rufino come un viaggio di ritorno, perché in effetti Rufino lo scrive dopo essere tornato da un lungo periodo passato in Oriente, di fatto, e torna a casa e conosceva Origene, conosceva molto di più e aveva assistito ai grandi dibattiti dell'Oriente, ne aveva guadagnato perizia. Però quando scrive la spiegazione del credo torna pienamente aquileiese, secondo un paradigma che è proprio di casa. Ecco, una delle cose che mi ha sempre colpito, che non è asserita ma che si ricava dai documenti, è che non c'è la paura di mescolarsi, perché questo mescolamento non cancella i tratti somatici, non cancella i tratti della propria identità. Anche questa, se ci pensiamo, è una lezione strepitosa per il presente. E chissà quale paradigma di futuro ne potrebbe nascere se quest'idea avesse più circolazione. Allora, si arriva da qui, perché torsi su spari via dell'università, voglio concludere voi combinato che i discorsi che il 50esimo di crisi furlane mi pare che lo stimano Rambengo che si inquinti scampo. Se qualcuno ha voglia di chioli che sono ad infera dei colonos che hanno fatto in una pubblicazione, sono i CD della scuola aquileiensis, altri robotti sul pastore d'Aquileia, tesi di laurea di Gabriele Pellizzari per Sottini. Noi vedremo che stanno con le stesse attività, sperando di essere tante che non stedi d'ogni, poi non si vuole iscriversi a crisi furlane, dopo vengono le indirizzare per mandare informazioni. Queste conferenze qui le smettiamo sul sito di crisi furlane che si può ascoltare i video, che Adriano qui a registra. E dopo viene in intenzione di fare un libro condensi
che si incontri insieme con le altre righe di Rufino di Asuti, no? Fanno bene robot in merito a questo tema così via. Grazie e buona serata a tutti.